chiuderà il 30 ottobre la mostra Viti storiche in colline UNESCO di Lucia Tomasi, in Villa dei Cedri a Valdobbiadene. Nata con lo scopo di valorizzare l'ambiente, la storia e la cultura, la mostra pone l'accento sul fascino delle viti storiche ed eroiche. Ho voluto mettere in evidenza la bellezza delle viti storiche che ho incontrato e ce ne sono tantissime, dei vigneti interi veramente storici e mi risulta quasi sconosciuti. E trovo che questo sia ingiusto perché sono degli esseri, diciamo, assolutamente straordinari e per la loro bellezza, ma anche per ciò che producono. L'uva che producono, il vino che producono non è certo come quella dei vigneti più giovani, perché le loro radici sono profondissime e vanno direttamente nel Miocene, cioè a un'età a trovare elementi di 15 milioni di anni fa. La mostra, aperta il sabato dalle 16 alle 19, la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, può essere visitabile anche durante la settimana su appuntamento. Spero di essere riuscita, di riuscire a trasferire le mie emozioni, la gioia delle scoperte, di queste varie scoperte che ho fatto camminando in questo meraviglioso territorio che si può conoscere solo camminando.